morning, and thank you all for coming. Today we have our last session, and our first speaker is going to be Professor Serge Karpov from Moscow State University, who is a noted medievalist and who has done a great deal of work on the medieval Black Sea. Please, Professor Karpov will speak in Italian. Thank you. La ringrazio moltissimo, cari colleghe e colleghi, cari amici. Parlerò di Tana veneziana e di tentativi di superare la crisi e la situazione che è stata creata a Tana grazie oppure malgrado questa crisi. Dunque, l'esistenza di Tana alla foce del Don quale insediamento dei mercanti italiani è un importante centro del commercio fra ovest ed est, è legata a grandi cambiamenti della situazione socio-politica nella regione del Mar Nero dopo la caduta di Costantinopoli nel 1204 e la creazione del grande impero tartaro con suo maggior riparto, l'Olus di Giuci a nord del mare Maius. Questo mare non è più un bacino chiuso di Bisanzo, ma un grande lago aperto e esplorato dai mercanti, pur sotto il controllo politico della zona costiera dai Khan. La creazione dell'insediamento veneziano a Tana all'inizio del Trecento e del suo funzionamento come struttura amministrativa sono già stati studiati. Ho messo in rilievo la costante esistenza di una certa dualità nell'atteggiamento dei mercanti veneziani nei confronti di Tana. Da un lato erano attratti dalla possibilità di grandi guadagni e dall'altro temevano il pericolo incombente proveniente dai nomadi. Adesso cercherò di dimostrare in che modo i mercanti veneziani e più in generale il mondo del commercio e delle imprese occidentali si adattarono ai grandi cambiamenti dei traffici e della situazione complessiva dopo la grande crisi economica e politica della metà del Trecento. Fu un periodo nel quale si facevano sentire maggiormente le conseguenze della famosa e devastante morte nera degli anni 40. Inoltre, erano appena finiti gli scontri di Venezia e Genova con l'Orda d'Oro, seguiti dalla guerra delle due repubbliche marinare tra di loro. Alla fine degli anni 50 del Trecento iniziò il decadimento e la disintegrazione dell'impero tartaro. Fortunatamente abbiamo una doppia chiave di lettura per studiare la situazione durante e dopo la crisi. Le deliberazioni del Senato di Venezia e il più grande complesso degli atti notarili rogati a Tana da notaio e prete, cancelliere del console Benedetto Bianco, che rogava a Tana dal 1359 fino a 1363 con intervallo, nonché abbiamo altre fonti documentarie e narrative. Benedetto Bianco fu un testimone dell'inizio della crisi dell'Orda d'Oro. La morte del patente Khan Berdybek nel 1359, con il quale Venezia solo un anno prima, nel 1358, aveva firmato l'accordo. L'ascesa al trono del filo cristiano Culpa nell'estate del 1359 e la sanguinosa congiura di Khan Navruz nel febbraio del 1360. Questo è descritto da Bianco proprio all'inizio del suo primo quaterno delle imbreviature. Lui comincia con descrizione della situazione quando lui è arrivato a Tana. Quando si parla del commercio precedente alla crisi, dunque facciamo un paragone, il commercio precedente della crisi,
Di solito ci si rivolge all'informazione dei libri di mercatura della prima metà del Trecento per evidenziare i tipi principali delle merci importate a Tana e esportate lassù. Parlo di codice Marucelliana di Firenze e anche di famoso Pigalotti. Ci risulta il quadro seguente dei libri di mercatura. Fra le merci importate a Tana dall'Oriente e maggiormente destinate all'esportazione verso ovest si annoveravano seta e tessuti di seta, spezie grosse, soprattutto pepe e zenzero, spezie minute, coloranti vari, zafferano, cotone, oro, pietre preziose e perle e coralli. Fra i prodotti locali delle zone della steppa destinati all'esportazione c'erano grano, sale, cera, miele, ambra, pesce a carne rossa, storioni, pelli bovine e di cavallo, lino e tessuti di lino, pellicce costose come ermelino, zibellino, fino a quelle di uso comune come volpi, lupi e altri, nonché schiavi e schiave. Dall'Europa occidentale, da Bisanzio e dalla Romagna Latina si esportavano soprattutto l'argento vivo, pano di diversi tipi, stagno e ferro, rame, olio, svariati vini, come la famosa Malvasia, Triglia e vini di Grecia. Nonostante le diversità e le varietà delle merci, cambiamenti spontanei delle direzioni delle rotte del traffico, specialmente nei periodi di carestia, in Italia per esempio, la prevalenza dell'importazione dell'argento e dei pani in cambio del grano, sale, pesce, spezie e dei prodotti di lusso dall'Oriente è ben noto e chiaro. Tentiamo di controllare questa evidenza un po' generica dei nostri libri di mercatura e di altre fonti narrative. Facciamo calcoli preliminari usando una base dati in lavoro inerente alle fonti notarili e giudiziarie, cioè quelli che riflettono direttamente gli affari interni inerenti a Tana e al bacino del Mar d'Azov, ovvero dati tratti da più di 2000 registrazioni nel periodo che va dal 1290 fino al 1350. Dunque, fra le categorie delle merci più importanti, con più di 3% delle referenze di transazioni, parliamo di transazioni, non di valori, ma di numero di transazioni, prima di tutto. Dunque, transazioni esportate da Tana, troviamo grana 21%, pellicce 14%, peli 11%, spezie 8%, seta 7,5%, gioielli, oro e pietre preziose 6,7% e il commercio di schiavi, come anche di pesce, è presente con 2% solo di differenze. Dunque, un'altra cosa, non c'è grande commercio di schiavi nel questo periodo. Tra le merci importate a Tana, le cifre più cospicue rappresentano solo il vino con 6,7% e l'olio 3%. I mercanti occidentali evidentemente pagarono gli acquisti effettuati a Tana principalmente con l'argento. La ripresa delle negoziazioni a Tana dopo l'apice della crisi avviene in seguito alla concessione ai veneziani dello Jarlik, ovvero il privilegio come in conseguenza delle trattative con il Khan Berdiebek nel 1358. Una deliberazione del Senato del 19 marzo 1359 tolse tutte le precedenti restrizioni imposte ai cittadini e sudditi veneziani di visitare Caffa, Tana e altri porti del Mar d'Azov e del Mar Nero in generale. Difatti,
il privilegio del 1358 non cambiò di molto le modalità e le regole del commercio, nonché le condizioni di soggiorno dei mercanti a Tana in confronto con quelle che furono stabilite nel trattato tra i Veneziani e i Tartari in precedenza, nel 1347. L'unico cambiamento importante fu l'aumento considerevole delle tasse sulle transazioni, del cosiddetto Kommerkion, dal 3 al 5%. Nonostante questo, la ripresa del commercio cominciò, appoggiato come sempre dalla navigazione regolare delle mude di galee del mercato di Romagna. Oltre al commercio quotidiano e consueto con i nomadi delle steppe, i mercanti veneziani tentarono di organizzare qualcosa simile a una fiera all'arrivo delle mude di galea, cercando di far costruire ciò che la venuta, di coincidere ciò con la venuta dei caravan dall'Oriente. Un documento del Senato del 1366 chiama questo Bazar, Facient Bazarum. Ma è degno di noto il fatto che nella stessa deliberazione del Senato Tana è stato considerato un punto importante dell'approvvigionamento di beni, ovviamente alimentari, per Trebisonda e altre città situate alle sponde opposte del Mar Nero. Questo commercio interno nel Mar Nero è stato appoggiato dal governo di Venezia, che ha stabilito le tasse uguali di nollo marittimo per un tale traffico, per Tana, per Trebisonda, è stato uguale. La nomenclatura delle merci al mercato di Tana negli anni 1358-1369 è comunque completamente diversa. La prevalenza assoluta appartiene al commercio delle schiave, 62,5%, in paragone con 2. Si può vedere la differenza. Senz'altro sappiamo del commercio degli schiavi, ma non sappiamo la misura. Comunque adesso possiamo misurare. È un cambiamento drammatico e grande. Altri merci. Per altri merci molto meno sono presenti vino con 13,7%, cuoio quasi 5%, pano 4%, pesce e caviale 3,5%. Pellicce, grano, carne, miele e altre merci presenti nel mercato costituiscono meno di 2% delle transazioni. Devo comunque dire che si tratta di grande commercio. Quando c'è commercio quotidiano, piccolo commercio, senz'altro percentuale può essere diverso, ma non è rifletto, ma non abbiamo la stessa informazione negli atti notarili, perché non c'è nessun senso di fare un documento per piccolo commercio. Dunque, di nuovo, gli acquisti a Tana sono pagati dai mercanti veneziani prevalentemente con argento vivo, argento a barre e con contanti. Il cambiamento principale consiste in questa crescita del mercato degli schiavi, dove Tana prende un posto primario e attrattivo. Ecco il risultato lampante delle conseguenze della grande morte nera e della crisi, mancanza di manodopera nell'Occidente, come anche in Egitto e altre parti del mondo. Un altro risultato, già è ben noto, fu l'aumento considerevole del prezzo degli schiavi e l'aumento dell'età delle schiave e degli schiavi. Il commercio di vino divenne di notevole importanza, specialmente per l'approvvigionamento delle colonie occidentali del nord del Mar Nero. A volte troviamo negli atti notarili l'indicazione sul tipo e sulle provenienze di vino. Degno di nota è che con il vino si pagavano anche i servizi di cura dei malati. È stato come denaro.
Uno strumento ampiamente utilizzato per il commercio è rimasta ancora la commenda. Per la commenda facciamo un percentuale del profitto circa 20%, non il 100%, non 200%, ma 20% è una cosa normale per questo commercio. Esaminando la topografia e le abitazioni dell'insediamento veneziano a Tana, ciò che è interessante, possiamo rilevare che il territorio concesso dal Khan al comune di Venezia non era ancora completamente assimilato dai coloni veneziani. Benedetto Bianco ci informa dei territori vacui nel distretto del comune, includendovi anche spezzamenti di terra appartenenti ai musulmani. Il centro dell'insediamento si trovava naturalmente la loggia dei veneziani, dove erano collocati diversi uffici, dove erogavano i notai, funzionavano le banche e troveravano i cambiatori. Là si trovava la casa del console e dei suoi consiglieri, la prigione oppure le carceri. La casa del console, proprietà del comune, veniva concessa a lui e ai suoi consiglieri gratis, solo per il periodo del loro servizio. Gran parte delle case costruite a Tana venivano concesse in affitto ai mercanti. Una deliberazione del Senato nel 1361 affermava che gli edifici del comune versavano in cattivo stato. Tuttavia, alla richiesta del console di avere dei finanziamenti per la loro riparazione e manutenzione, il Senato si è limitato ad assegnare un modesto importo, 500 oppure 600 aspri, piccoli pezzi d'argento all'anno, proveniente del pagamento, questo è interessante, dell'affitto da parte delle banche situate al piano terra della loggia. L'insediamento veneziano di Tana fu attraversato da due strade principali. Una scendeva fino al fiume Don, l'altra tagliava l'insediamento da ovest a est dalla casa del console e dalla piazza principale ai confini della Tana tartara di Asak. Un'altra strada, ancora, via Comuna, passava parallela alla prima, vicino ai confini occidentali e ai fossati dell'insediamento. Benedetto Bianco dà una descrizione abbastanza precisa di un certo numero di case. Ho potuto identificare 60 case a Tana per le bordiere che lui ha descritto. Dunque eterenei anche, principalmente a causa della loro alienazione. Naturalmente questa informazione non è sufficiente per ricostruire tutto il quadro, ma possiamo delineare con certezza 21 poderi con i loro confini e stabilire sul piano la loro posizione, tranne Kasek, come ho detto. Sono presenti un quartiere di pescatori, Contracta Pisces, un porto fluviale, marina, banchine, taverne, magazzini e botteghe dell'insediamento veneziano. È significativo che il notaio Bianco denota l'esistenza a Tana di un quartiere particolare, a parte dei genovesi, dei greci, Contracta Grecorum, di un quartiere con la relativa curia degli armeni, Contracta e Curia Armenorum. Questi insediamenti non solo erano separati da confini, ma avevano le proprie strutture amministrative e giudiziarie. Le atti notarili e i protocolli dei giudici di petizione ci forniscono qualche dettaglio in più. Le case in affitto oppure in proprietà privata dai veneziani dovevano essere contornate da speciali fossati rivestite di legno e di ferro e avere le palizzate di legno o le siepi. Devo dire che in questo periodo non esisteva ancora castello veneziano di Tana, che è stato costruito negli anni 20 già del secolo
dell'altro secolo, secolo a venire. Le atti notarili comunque ci danno ancora interessante informazione del costo di questi lavori. Lavori di delimitazione era molto alto, valutato da 20-25 somme d'argento. E sommo d'argento, un baro d'argento uguale, ogni sono è uguale a 5 ducati d'oro. Dunque una somma cospicua. I tetti delle case potevano essere di canna o di vimini. Purtroppo dell'insediamento veneziano in sito di Azov moderno non c'è rimasto quasi nulla, sia a causa delle distruzioni dovute alle guerre russo-turche dell'epoca di Pietro il Grande, che a causa del cambiamento dell'alveo del fiume. Per analizzare i rapporti sociali a Tana possiamo rivolgerci al corpus di 24 testamenti, redatti a Tano da Benedetto Bianco dal 1359 al 1363. Dovremo comunque considerare i limiti degli indicatori statistici, poiché non di rado il testatore formula i suoi ordini non in modo diretto, ma piuttosto in modo generico, come tutto il resto, tutti i beni, o indica opzioni approssimative. Singole operazioni, in particolare le spese per il rito della sepoltura, sono spesso a discrezione degli esecutori testamentari. Pertanto possiamo stabilire solo i parametri approssimativi delle disposizioni per il funerale, ma di una grande parte dei testamenti sono indicati anche. Ma quando è indicata una somma precisa, questa oscilla tra 5 e 10 ducati. Non sono nemmeno stabili i compensi per gli esecutori dei testamenti, in media da 9 a 20 ducati per 2 persone. Le spese per la compilazione di un atto notarile, è interessante anche questo, quando sono indicate esplicitamente sono pari a 5 ducati, ma spesso sono nascoste o collegate con il pagamento al notaio sacerdote per le messe, ma anche in questo caso raramente superano un sommo uguale a 5 ducati. Quindi i seguenti calcoli danno solo alcune indicazioni parziali. Siamo sicuri che le spese a distribuire, tranne quelle per la carità, sono più elevate. Prendiamo in considerazione il fatto che sono somme minime. Non viene contabilizzato di regola il valore degli immobili in patria, così come a Tana. Sommando tutto ciò che è stato lasciato in eredità in denaro, otteniamo 4.198 ducati, ovvero 182 ducato per un testamento. Fra i testatori troviamo tre ricchi imprenditori, un genovese Andalo Basso che ha indicato i suoi introiti, liquidità compresa pare a 2.800 ducati, e 2 veneziani, Benedetto Magnacavallo, in partenza per la corte del Khan dell'Orda d'Ora, come nunzio della Repubblica, ciò che non sappiamo attraverso documenti del Senato. È interessante. E anche ha indicato 525 ducati in contanti. È un grande mercante di schiavi, nonché interprete, lui è stato interprete, menzionato in diversi atti notarili, Guglielmo Bon Veneziano, che è preferito a non indicare del tutto le cifre precise, di nascondere questo. Grosso modo, le somme notificate e predestinate alla distribuzione oscillano da 18 a 526 ducati, con la mediana di 160 ducati. Un percentuale delle spese più alte, questo è interessante, 41%, sono i versamenti a parenti e compagni delle imprese. Di nuovo, le modeste cifre non riflettono
la fortuna integrale delle gente. Un'altra cosa è ancora più rilevante, il valore delle spese per la carità e le donazioni a chiese e monasteri, che equivalgono a 18% delle spese per distribuire. Tana come un luogo importante, anche se non principale, per il loro soggiorno e per lo svolgimento dei loro affari, usufruendo con profitto le risorse della regione. Degno di nota che la maggior parte dei testamenti redatti da Benedetto Bianco risale al 1362. In uno degli atti riveliamo la causa. Il testamento di Esmeraldo da Rimini accenna all'epidemia che ha colpito molti e risparmiato pochi. Si tratta della pandemia di peste bubonica degli anni 1361-62, questa volta venuto dall'ovest, dall'Italia, verso oriente, che ha raggiunto Trebisonda nell'estate del 1362. È rimarchevole la sua contemporanea diffusione sulle opposte sponde del mare proprio nell'estate del 1362. Dunque è stato rapido e anche c'è indicazione dei rapporti fra due sponde del Mar Nero, rapporti che esistevano sempre e erano molto molto forti. I contatti interculturali e l'esistenza dei matrimoni misti e sono evidenti in molti documenti. Facciamo un esempio solo. Una tartara, Cutlu, battezzata con il nome Elisabetta, moglie di un veneziano, Francesco Olbano, affida al marito 2 somi d'argento per la liberazione dalle mani dei tartari di suo fratello Giovanni, anche lui già battezzato. Indicativamente si stabilisce che una volta liberato, Giovanni non avrebbe fatto il domestico nella casa di suo marito. Questo è interessante. La liberazione degli schiavi dopo la morte del testatore, a volte con una piccola ricompensa, è abbastanza tradizionale per un testamento. Un mercante di Pistoia, Niccolò Canca, per esempio, ha ordinato di portare le sue spese, tutti i suoi schiavi e schiave a Venezia e di liberarli laggiù, liberare tutti gli schiavi alla sua spesa a Venezia. Dunque è un atto di generosità enorme, ma è un gesto caratteristico ma non standard di quell'epoca. Talvolta troviamo comunque delle riserve notevoli. Il nome di Maddalena con una condizione speciale. Se lei avesse voluto sposare un veneziano oppure un cattolico, otterrebbe in dono per il suo matrimonio 6 somi d'argento. Mentre altri schiavi, un certo Cossack, in battesimo Martino ed Elia, che distinguevano per un temperamento bisbetico e si comportavano male, potevano essere liberati dagli esecutori solo a condizioni di buon comportamento. Una schiava della stessa persona, Elena, è stata mandata da Tana a Venezia per attendere ai servizi dei figli minorenni del padrone, Cristoforo e Domenico. Questi due sono stati mandati nella scuola elementare di Venezia per studiare, cito, la grammatica, la scrittura e l'aritmetica. Il padrone non sapeva come la sua schiava sarebbe comportata nella suddetta situazione e ha prescritto agli esecutori di lasciarla libera solo se lei avesse avuto bontà e morigeratezza. Giacomo di Preto ha voluto liberare la sua schiava Asa solo se lei avesse accettato il battesimo, altrimenti sarebbe stata venduta a discrezione degli esecutori. Giacomo d'Ancona affida agli esecutori di vendere la sua schiava Caterina non agli infedeli, scismatici oppure eretici,
ma solo a un cattolico e affida a lei una camicia, un pezzo dei tessuti e tutto il suo abbigliamento. È interessante ritracciare la pietà dei testatori. Ecco alcuni esempi. Due mercanti si lamentano di non aver rispettato il voto di fare un pellegrinaggio. Un tedesco, Marcus Ronzella, è riuscito ad andare in pellegrinaggio alla chiesa di Santa Giuliana di Val di Sasso. Lui chiede a suo fratello e agli esecutori ad adempiere a questo voto e vuole regalare al Tempio un candeliere e una candela grande per l'altare del valore di 2 ducati. Bernardo di Treviso non ha potuto compiere un pellegrinaggio abbastanza lungo a San Giacomo di Compostela e chiede agli esecutori di trovare una persona degna per rispettare il voto, assegnando 5 somme d'argento per il viaggio e per la preghiera. Giovanni Testa di Pistoia, a causa del suo eterno pio ossequio verso l'ordine di San Francesco, ha chiesto di seppellirlo negli abiti francescani, non essendo un francescano di tutto, e a dare 5 ducati ai minoriti. Dato che l'insediamento di Tana era stato situato alla foce di Don e le acque erano poco profonde, in questa parte del Mar Nero, del Mar Mazov, l'imbarcazione diretta delle merci su galee di mercato e su grandi navi era impossibile. Il carico doveva essere effettuato per mezzo di piccole barche oppure di navi speciali con basso pescaggio. Essi venivano utilizzati sia per la navigazione all'interno del Mar d'Azov, sia tra i suoi piccoli porti e ancoraggio. Do alcuni esempi. Queste navi erano chiamate cigute. Quando Friggetirie ha descritto e ha fatto rigesti dei documenti del Senato, non poteva capire che cosa è ciguta. Adesso posso evidenziare che è un piccolo nave speciale nel Mar d'Azov che veniva da Tana verso Taganrog moderno, verso altri posti di questo mare, dove il mare non è stato troppo comodo per grande navigazione. Dunque, devo dire che in documenti la scarica di queste cigute sono citate in molte occasioni, anche incidenti sulle navi sono anche descritti, ciò che è interessante, ma lascio fuori questo argomento. Ma insomma, tutti i materiali mostrano una lenta e difficile ripresa dopo l'apice delle crisi. Possiamo misurare questa ripresa tramite la documentazione della navigazione delle mode del Senato. Sono in crollo, ma esistono. E dopo c'è un piccolo cresciuto, pian piano, con finanziamento dello Stato veneziano. Con gli investimenti e i guadagni assai modesti, ma con una maggiore interazione con l'economia locale delle zone anche remote e pericolose, è così la situazione. Tutto questo è confermato dall'informazione che riflette l'ammontare delle somme degli incanti, come ho detto. È stato un costante, intenso e multilaterale, pieno di scambi di valori e di aspri conflitti con gli indigeni e con i concorrenti nel mondo delle affari e della politica situazione. È rimarchevole che un notaio veneziano, Benedetto Bianca, abbia rogato ugualmente e intensamente per i genovesi. Comunque questo notaio veneziano ha fatto più di 30% dei documenti, dei testamenti per i genovesi. Dunque i rapporti erano ostili e anche amichevoli. È stata una combinazione. Ciò che è normale e naturale noi sappiamo già. Un quarto dei testamenti dunque è stato erogato per i genovesi. Dunque la situazione di ripresa è stata lenta, difficile, ma comunque i veneziani non hanno mai abbandonato Tana quando è stato possibile di conservare il luogo in loro disposizione. Grazie.
Thank you very much, Professor Karpov. And as you know, the discussion of the 4 papers will take place at the end of the morning session. So now our next speaker is Professor Thierry Ganchou from the Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, and he works for the CNRS in Paris, and he is going to speak about, and now pardon my pronunciation, Aristocrazia d'affari e iniziativa greca nel mondo bizantino between the 14th and 15th centuries. Please, Professor Ganchou. Grazie, penso che ho bisogno di cambiare di posto perché devo avere il computer. PowerPoint, grazie. Rapporti mediterranei, pratiche documentarie, presenze veneziane, reti economiche e culturali nel Medioevo da un lato e aristocrazia d'affari nel mondo bizantino dall'altro, non si potrebbe illustrare meglio tutti questi temi che il dossier inedito dei Bernardo trapiantati a Bisanzio tra il 300 e il 400. Un membro di questa importante famiglia patrizia veneziana, fatto finora sconosciuto, si stabilisce a Costantinopoli negli anni 70 del 300 in occasione del suo matrimonio con una donna strettamente imparentata alla famiglia imperiale bizantina, un matrimonio che ha dato origine a un ramo bizantinizzato della famiglia su 3 generazioni, fino alla caduta dell'impero nel 1453. Questa relazione propone di ricostruire le vicende assai travagliate di questo ramo e le sue interazioni con i Bernardo di Venezia. Il matrimonio tra il nobile veneziano Paolo Bernardo di Francesco e di Irene Asanina di Costantinopoli è conosciuto dagli storici con l'articolo che ha dedicato all'argomento Barisa Krekic nella rivista Travaux et Mémoires nel 1973. Siamo a Venezia il 16 febbraio 1396. Uno Marcus de Bernardo, dictus Asani, habitator Constantinopoli et filius quondam nobilis viri domini Pauli de Bernardo, civis Venesarum, si presentava davanti al notaio Marco de Raffanellis per fare un contratto con suo consanguineus, il nobilis vir Franciscus de Bernardo quondam domini Nicolai. L'affare riguardava l'eredità del defunto padre di Marco, Paolo, e Marco agiva anche come procuratore della madre, la vedova di Paolo, la nobilis domina Erini dicta Axanina, figlia quondam ser Alexandri Asani de Costantinopoli. Marco faceva ricopiare l'atto di procura materna, rogata a Costantinopoli 9 mesi prima, nella residenza della donna, situata in partibus Chinigo, in territorio quondam potentis domini Kir Dimitri Magni Dispotis. Qui c'è la copia del documento fatto a Costantinopoli da questa donna. Pubblicando il documento, Krekic non ha tentato di identificare i personaggi coinvolti in esso e ha lasciato la questione aperta. Recentemente il bizantinista Klaus-Peter Matschke ha proposto di identificare il Paolo Bernardo sposo della Asanina con il famoso umanista e cancelliere della Repubblica contemporaneo che si chiamava anche lui Paolo Bernardo. La cosa però è assolutamente da escludere. La biografia dell'umanista Paolo Bernardo, amico di Petrarca, è ben conosciuta grazie al libro che Lino Lazzarini lui ha dedicato nel 1930, Paolo de Bernardo e i sordi dell'umanesimo in Venezia, frutto di intense ricerche archivistiche.
Come vedete sulla tavola che ho distribuito, il notaio Paolo Bernardo, che vedete a destra, si è sposato 3 volte. Ho aggiunto un terzo matrimonio ai 2 già conosciuti da Lazzarini, tutti con donne italiane. L'ipotesi di Maczko, secondo la quale, quando l'umanista, morto nel 1393 a Treviso, era cancelliere veneziano del Negroponte all'inizio degli anni 1380, avrebbe approfittato per contrarre di nascosto a Costantinopoli un matrimonio illegale, perché già sposata in Italia, si rivela una tesi che non può essere sostenibile con le fonti che abbiamo. C'è anche il fatto che Lazzarini ha provato che l'umanista era figlio bastardo del nobile veneziano Giovanni Bernardo di San Polo. Quindi la sua posizione di figlio naturale mai legittimata, lui negava l'uso della qualità di nobilis vir che il documento di 1396 dà al nostro defunto Paolo Bernardo. Allora, non esiste a quest'ora un lavoro sulla famiglia Bernardo, non abbiamo per esempio per loro l'equivalente delle ricerche minuziose condotto in questi ultimi anni da Dieter Girgenson per tante altre casate patricie del tempo. E all'occasione di una prima scoperta casuale all'Archivio di Venezia che mi sono accorto che l'esistenza di questo Marco Azanes Bernardo non è stato, come lo pensava Maczko, un semplice accidente nel ricco percorso matrimoniale di un umanista poligamo che una volta ritornato dall'Oriente a Venezia si sarebbe sbrigato di dimenticare il figlio bizantino per ritornare alla sua vita di studioso e alle sue altre mogli, ma che questo matrimonio bizantino è stato in realtà all'origine di un ramo dei Bernardo a Costantinopoli su 3 generazioni. Ho dovuto allora colmare le lacune e diventare per forza lo specialista della famiglia veneziana dei Bernardo, nella speranza di chiarire un po' questo imbroglio familiare. Abitualmente, quando si fa un lavoro del genere, si comincia con le genealogie veneziane del Settecento compilato da Marco Barbaro. Ho deciso di seguire la scelta contraria. Per esperienza ho ritenuto che è meglio fare prima la ricerca in archivio e poi, alla fine, paragonare i risultati ottenuti con il lavoro del Barbaro, perché questo lavoro purtroppo è generalmente pieno di errori e all'inizio della ricerca potrebbe condurre su delle piste sbagliate. Questo metodo mi ha permesso in effetti di mettere in luce dei gravi errori del Barbaro, come potete vedere dal confronto della tavola di Barbaro che ho riprodotto e la tavola che ho disegnato a partire dai risultati delle mie ricerche. Ecco la tavola secondo Barbaro e quello secondo i miei risultati. Barbaro, ecco, ha raddoppiato il Paolo Bernardo, sposo della Bizantina, anche senza nominare questa donna che lui non conosceva. Abbiamo a sinistra e a destra la stessa persona, Paolo, che a sinistra ha un figlio chiamato Asano e a destra un figlio che si chiama Marco, mentre questo Asano e questo Marco non sono altro che la stessa persona. Marco Azanes Bernardo del fu Paolo. La confusione viene certamente dall'esistenza di Paolo Bernardo l'umanista, che Barbaro non sapeva dove mettere, il quale in realtà era un figlio e non un fratello di Zuane che vedete in alto. Barbaro è quello qua. Comunque, se dobbiamo dare al Paolo di sinistra la posterità data al Paolo di destra, la sequenza del ramo costantinopolitano offerto da Barbaro, ve lo vedete a destra, Paolo, Marco, Dimitri, Alessandro,
conferma pienamente i miei risultati. Il ramo nobile Bernardo, del quale faceva parte il nostro Paolo Bernardo, era quello detto di San Polo, il sestiere dove si trova la sede dell'Archivio di Stato dei Frari. La sua aggregazione alla nobiltà risale alla serata di 1297, provvedimento con cui la Repubblica rese ereditaria la carica di membro del Maggior Consiglio. All'epoca la misura eleva a Patrizio Marco Bernardo, il secondo membro della famiglia conosciuto da documenti notarili. Da una tradizione familiare trasmessa dal genealogista Barbaro, come potete vederlo sulla sua tavola, il padre di questo Marco, Otto, banchiere noto a Venezia, avrebbe nel 1252 giurato fedeltà al nome del popolo al doge Renier Zeno. Per quanto riguarda il figlio di Marco, chiamiamolo Ottone II, sappiamo che morto nel 1300 fu sepolto nel chiostro dei Frari. Dal quarto membro maschio della famiglia, Francesco I, il padre del Paolo all'origine della linea bizantina, si sa poco perché muore abbastanza giovane. C'è soltanto una tradizione familiare, anche lei trasmessa dal Barbaro, che ha notato che nel 1302 questo Francesco sarebbe stato capitano di nave contro Andronico. A mio avviso questo Andronico non può essere altro che l'imperatore bizantino Andronico II Paleologo, e la data di 1302 risale effettivamente a un episodio ben noto della guerra tra Bisanzio e Venezia combattuta tra 1296 e 1302. In quest'anno Venezia mandava a Costantinopoli 13 galee del comune sotto il comando di Beletto Giustinian, un'armata che mirava a piegare l'imperatore bizantino. Devastando con la massima crudeltà i luoghi della capitale, Beletto Giustinian fece anche punire con la frusta gli sfortunati bizantini che lì aveva catturato nelle isole del Principe, sotto le occhi della popolazione terrorizzata della capitale e quelli dell'imperatore stesso, imperatore che dopo questo accetta finalmente di rifondere i veneziani dai frutti del saccheggio perpetrato in precedenza ai danni del loro quartiere di Costantinopoli. Non abbiamo certo l'elenco dei capitani di queste 13 galee, ma che Francesco Bernardo sia stato uno di questi capitani è plausibile e non abbiamo nessuna ragione per mettere in dubbio questa informazione della tradizione familiare dei Bernardo. E dobbiamo riconoscere che la cosa si piace assai, soprattutto quando si pensa al matrimonio bizantino che farà un mezzo secolo dopo l'ultimo figlio di Francesco, Paolo. Per scoprire il perché di questo matrimonio, che tenendo conto dell'età verosimilmente giovane di Marco quando viene a Venezia nel 1396, non oltre una ventina, deve essere datato all'inizio degli anni 70 del 300, una ricerca incrociata nelle biografie dei fratelli maggiori di Paolo, soprattutto Pietro e Andrea, si è rivelata decisiva. La fratria appare in un documento notarile del 1351 come Pietro, Andriolo, Nicoletto e Paoluccio de Bernardo di San Polo, rispetto all'eredità del defunto padre Francesco. Negli anni 1350-60 i nomi di Pietro e Andrea Bernardo si incontrano spesso come patroni di nave e di galee del comune verso la Romania e come mercanti a Cipro, Tana e Costantinopoli. I legami di Andrea sono particolarmente stretti con Costantinopoli. Nel 1357 egli fu uno dei testimoni del rinnovamento delle treghe bizantino-veneziane e tra il 1362 e il 1363
fu vicebailo dei veneziani a Costantinopoli. Il suo sindicatus, mandato da Venezia, gli chiedeva esplicitamente di ottenere dall'imperatore Giovanni V Paleologo il pagamento di 6.000 iperperi in compenso dei danni subiti dai veneziani nell'impero. Pochi anni dopo, Andrea avrebbe l'occasione di frequentare più a lungo questo imperatore bizantino perché tra 1367 e 1369 egli diventò bailo di Costantinopoli, vero e proprio. Nel momento in cui Giovanni V preparava il suo viaggio in Italia per chiedere aiuto contro gli ottomani e soprattutto per andare a Roma per fare una pubblica professione di fede cattolica e sottomersi al Papa nella speranza di affrettare la crociata alla cui formazione lavorava il pontefice. Il viaggio dell'imperatore in Italia prevedeva anche una parte veneziana, in quanto Giovanni V negoziava da anni il riscatto dei gioielli della corona consegnati ai veneziani nel 1343 da sua madre, l'imperatrice Anna di Savoia, in cambio di 30.000 ducati. Il bailo dei veneziani Andrea Bernardo, senza dubbio, doveva partecipare a questa negoziazione nella sua qualità di rappresentante del suo governo a Bisanzio. Partito nell'autunno del 1369 verso l'Italia, dopo Roma, Giovanni V si fermò a maggio nel 1370 a Venezia, dove gli fu fatta un'accoglienza trionfale, rimanendo nella città lagunare fino a 1371, quindi quasi un anno. Le negoziazioni tra l'imperatore e la Repubblica furono lunghissime e soggette a qualche colpo di teatro. Finalmente l'accordo fu stipulato. L'imperatore accettava di vendere ai veneziani l'isola di Tenedo contro il recupero dei gioielli imperiali, contro 6 galee da armare per il suo ritorno a Bisanzio e 25.000 ducati in contanti. L'atmosfera era di grande soddisfazione da parte del Senato perché il possesso di questa isola, l'isola di Tenedos, chiave del distretto del Bosforo, era moltissimo desiderato dalla Repubblica da più di 20 anni. Ma doveva succedere un evento che nessuno aveva previsto. Il reggente che governava allora Bisanzio, in assenza dell'imperatore, suo figlio maggiore Andronico, che era dalla parte dei genovesi, si rifiutò a accettare l'accordo firmato dal padre a Venezia e di consegnare l'isola ai veneziani. Quando la brutta notizia arrivò a Venezia nell'estate del 1370, il governo fu molto arrabbiato nei confronti dell'imperatore per la decisione del figlio, che metteva anche il padre in grande difficoltà, in un momento in cui Giovanni V contava sull'appoggio finanziario della Repubblica per poter rientrare a casa. Non soltanto non trova più il governo veneziano ben disposto verso di lui, ma l'imperatore aveva in precedenza chiesto, ottenuto e già speso un anticipo di 4.000 ducati sui 25.000 promessi. Nell'incapacità di rimborsare questo denaro, già circondati da altri suoi creditori, tutti i mercanti veneziani, l'imperatore fu costretto a chiedere aiuto al suo secondo figlio, il despota Manuele, che fece il viaggio di Tessalonica portando al padre altri gioielli per saldare i conti con i privati e permettere finalmente la sua partenza. E vediamo che la signoria accetta finalmente di dare all'imperatore in partenza in regalo 3.000 ducati a lui anticipati in precedenza, di pagare l'approvvigionamento della galea imperiale e di fornire anche all'imperatore la scorta delle galee veneziane. Per addolcire lo spirito del governo della Repubblica ci è voluto l'intercessione di qualche patrici dei quali il cronista Caroldo, che ci dà questa informazione, sfortunatamente tace i nomi.
Sappiamo comunque che in quest'anno 1370 Pietro Bernardo, fratello di Andrea e di Paolo, era consigliere ducale. E di più, l'anno seguente, nel 1371, 4 mesi dopo la partenza da Venezia da Giovanni V, lo stesso Pietro Bernardo aveva chiesto e ottenuto la carica di capitano delle galee di Romagna. E nei registri del Senato si conserva una delibera assai strana. Il 15 di luglio 1371 il futuro capitano Pietro Bernardo chiedeva il permesso al Senato di poter, una volta arrivata a Costantinopoli, scendere a Tela e andare al Palazzo Imperiale, cito, po visitando dominum imperatorem et dominam imperatricem. Negli annali della Repubblica non si è mai visto una domanda simile da parte di un capitano delle galee di Romagna. E ancora, se si trattasse soltanto di una visita all'imperatore, ma perché andare a visitare l'imperatore e l'imperatrice? La ragione di questa bizzarra domanda deve, secondo me, qualcosa a vedere con il pedigree di questa sovrana. Figlia dell'imperatore usurpatore Giovanni VI Cantacuzino, che vedete qui, la moglie di Giovanni V Paleologo, che si chiamava Elena, era soprattutto figlia di una certa Irene Asanina. Di là l'idea che il progetto della visita all'imperatrice di Pietro Bernardo era semplicemente una visita di famiglia, il fratello minore Paolo, avendo appena sposato o essendo sul punto di sposare una cugina, una nipotina della sovrana bizantina. Non era la prima volta che Giovanni V usava la numerosa parentela di sua moglie per concludere delle alleanze politiche o ringraziare qualcuno che l'aveva ben servito. Verso la fine degli anni 1350 aveva dato in sposa una cugina dell'imperatrice, Anna Asanina Contostefanina, a Giovanni dei fratelli Alexioi, degli avventurieri venuti dall'Asia Minore e che si erano impadronati grazie alla guerra civile, a spese dei serbi e dei turchi, di una buona parte della costa della Macedonia. Negli anni 1360 l'imperatore aveva ancora dato un'altra nipote dell'imperatrice Elena, Teodora Asanina, al signore veneziano delle isole di Tinos, Mykonos e del terzo di Negroponte, Bartolomeo III Ghizzi. E probabilmente per ringraziare dell'appoggio politico, ma sicuramente anche finanziario, a lui prestato da Pietro Bernardo a Venezia nel 1370-71, che Giovanni V avrà organizzato il matrimonio tra l'unico dei fratelli Bernardo, ancora non sposato, Paolo, e Irene Asanina, parenta dell'imperatrice. La posizione del padre della sposa, Alessandro Asanes, non si lascia rintracciare precisamente nell'albero genealogico della famiglia Asanes, impossibile da ricostruire per colpa della scarsità dei fonti bizantini che abbiamo. Ma tutto sommato la cosa importa poco, perché il padre della sposa fu assai estraneo a una vicenda decisa dal suo imperatore. Almeno aveva per sé un nome suggestivo, Alessandro, che fu anche quello dell'ultimo Bernardo del ramo costantinopolitano. Questo nome ricordava il passato glorioso, perché reale, di quella stirpe che aveva regnato in passato sulla Bulgaria. Di fatto, prima di trasferirsi a Bisanzio alla fine del 300, gli Asanes erano stati sovrani in Bulgaria e prima anche quando furono cacciati di là, l'imperatore Michele VIII Paleologo aveva dato sua figlia al zar Ivan Hasan III. Rifugiato a Costantinopoli dopo loro caduta, la coppia detronizzata di Bulgaria fu generosamente accolta alla corte di Costantinopoli dall'imperatore loro suocero, che distribuì proprietà immobiliari e titoli di corte alla loro numerosa prole.
50 anni dopo, come abbiamo visto, la parentela degli Asanes con i paleologhi fu rinnovata con il matrimonio di Giovanni V. Ecco quello che si può dire adesso delle circostanze dell'unione tra il nobile Paolo Bernardo e Irene Asanina, un matrimonio bizantino-veneziano che a lungo è rimasto misterioso. Non sappiamo nulla sulla vicenda di Paolo Bernardo a Costantinopoli dopo la conclusione del suo matrimonio, concluso nel 1370 oppure nel 1372. Da allora non vediamo più in Romagna i fratelli Andrea e Pietro, che ormai di età matura si dedicarono ai grandi uffici della Repubblica. C'è soltanto un'allusione nel testamento del 1388 di Andrea Bernardo, l'ex bailo di Costantinopoli, allora consigliere ducale. Ecco il testamento. Egli chiede ai suoi commissari, il fratello Pietro e il nipote Francesco di Nicolo, di pagare un suo debito verso, cito, Eredibus quondam Domini Pauli de Bernardo, olim fratris mei, in Costantinopoli. Quindi Paolo, ormai defunto, aveva avuto dalla sposa bizantina altri figli, oltre a Marco, e verificata è la presenza di una figlia, come vedremo. Nella capitale bizantina, la famiglia viveva nel quartiere di Kynegos, sul Corno d'Oro, dove il loro palazzo si trovava più specificamente ubicato nel complesso palazziale che era appartenuto 50 anni prima al despoto Demetrio Paleologo, figlio dell'imperatore Andronico II. Ecco la zona, quindi vedete il Corno d'Oro qui, e Kynegos è sulla punta qui, abbastanza vicino a Santa Sofia, il quartiere. Non sappiamo se questo palazzo era stato regalato a Paolo e Irene dall'imperatore Giovanni V al momento del loro matrimonio o se faceva parte dell'eredità paterna di Irene Asanina. Comunque, come abbiamo visto, troviamo Marco Asanes Bernardo a Venezia nel 1396. Suo viaggio aveva due motivazioni. Primo, recuperare l'eredità paterna. Secondo, farsi riconoscere come patrizio veneziano. All'epoca erano morti anche loro le zii Pietro, Andrea e Nicolo, senza lasciare erede maschi, salvo Nicolo, che aveva avuto un figlio unico, Francesco, al quale sarebbe spettato l'intera eredità dei Bernardo di San Polo se il lontano cugino Marco non si sarebbe fatto vivo. Il fatto è che la trasmissione del patrimonio mobiliare all'interno del casato Bernardo obbediva a delle regole particolari che erano state stabilite dall'antenato Marco nel suo testamento di 1301. Questo Marco aveva imposto al figlio Ottone e ai figli dei suoi figli l'inalienabilità del patrimonio che doveva perpetuarsi ai discendenti maschi il perpetuo. Nel suo testamento del 1423, Francesco Bernardo, il cugino con il quale Marco Asanes Bernardo faceva contratto nel 1396, stipulava ancora, cito, «Che vol e così voglio mi, che tutte le mie case e terre che ho tutte adiacenti in contra di San Polo in cale della Madonna, mai non si possa vender né impegnar, né per alcun modo del mondo alienar, né tuar i fitti per alcun debito, né impegnar per alcun modo, così in perpetuo devi andar de eredi in eredi maschi, miei discendenti, per linea mascolina, con le condizioni che si contiene nel testamento del buon messer Marco Bernardo, nostro bisavo. Fino almeno al XVI secolo, come l'ha mostrato Jean-François Chauvard in suo studio sul patrimonio veneziano a San Polo nell'epoca moderna, a ogni successione all'interno della famiglia Bernardo, i giudici
del procurador facevano riferimento in modo incantatorio a questi due testamenti, disprezzando ogni vendita e ogni forma di alienazione per esaltare al meglio la trasmissione patrilineare in perpetuo. Ecco una fotografia del Campo San Polo e in fondo avete la calle della Madonnetta. Quindi il palazzo era ubicato qui. Se riguardiamo di nuovo la tavola genealogica, ecco, vediamo che nel 1396 Francesco Bernardo di Niccolò a Venezia e Marco Bernardo a Costantinopoli erano ormai gli unici eredi di questo patrimonio familiare, un patrimonio, come dice il nostro Marco nell'atto del 1396, che, cito, teneamus et possideamus pro indiviso inter nos ad presens. Marco riceveva dal cugino la sua parte degli affitti delle case, la parte mai ricevuta dal defunto padre, che ammontava a 720 ducati di imprestiti e che valevano in contante 370 ducati d'oro. Siccome ritornava a Costantinopoli, Marco affidava al cugino la gestione del suo patrimonio immobiliare per il futuro. Prima di partire, con l'appoggio del cugino, Marco si fece registrare nel Liber Ballotae della Quarenzia per essere riconosciuto come patrizio veneziano e essere ammesso al Maggior Consiglio. Ammissione che dava la possibilità di accedere ai posti dell'amministrazione veneziana e soprattutto ai privilegi economici che il patriziato cominciava allora a confiscare. La volontà di ogni discendente dei Bernardo di Bisanzio, dal figlio di Marco Demetrio nel 1414, poi dal figlio di esso Alessandro nel 1447, di farsi riconoscere questo diritto al Gran Consiglio, facendo per questo un viaggio rituale a Venezia, senza pretendere almeno fino alla caduta di Costantinopoli gli uffici della Repubblica, ha consentito almeno a dare un po' di luce su un ramo costantinopolitano che le fonti bizantine ignorano completamente. Abbiamo soltanto una piccola menzione di Demetrio, il figlio unico di Marco, come vedremo. E poco, purtroppo, per una famiglia che visse a Costantinopoli per più di 80 anni. La logica vorrebbe che questi Bernardo di Costantinopoli, con il loro pedigree, si dedicassero al commercio dell'impero bizantino. Purtroppo, la ricca documentazione economica della quale disponiamo non parla mai di loro. Non troviamo per esempio Demetrio negli atti erogati a Costantinopoli tra 1414 e 1416 dal notaio Giacomo della Torre, 230 atti adesso pubblicati da Alessio Sopracasa, questo bellissimo libro, come non troviamo menzionato Alessandro negli atti del cancelliere del bailo Benedetto Smeritis, che produce a Costantinopoli tra 1444 e 1446 205 documenti, dei quali preparo la pubblicazione. Non appaiono neanche nel ricchissimo fondo dei notai di Candia, che ho integralmente consultato. Stessa cosa per le grandi serie del Senato. Più sorprendentemente ancora, non si trovano nel famoso libro dei conti di Giacomo Badoer, che rimane a Costantinopoli 4 anni tra il 1436 e il 1440. Un libro che dà comunque una fotografia abbastanza precisa del mondo d'affari bizantino dell'epoca. Rimane certo la possibilità dei capricci della conservazione dei documenti. Per esempio, nel caso del libro di conti di Badoer, dobbiamo pensare che a questo tempo Demetrio Bernardo era già morto e che l'unico figlio che lasciava, Alessandro, era ancora troppo giovane per agire,
non avendo raggiunto l'età di 10 anni quando Badoer arrivava a Costantinopoli. Comunque, la scelta fatta dal ramo Bernardo costantinopolitano nelle loro alleanze matrimoniali a Bisanzio dimostra la predominanza di alleanze con famiglie dedicate agli affari e al commercio. I maschi, Marco e poi il figlio Demetrio, hanno certo sposato sempre donne bizantine, ma queste donne non erano più membri delle vecchie famiglie aristocratiche, ma membri di famiglie con interessi commerciali. L'alta aristocrazia tradizionale bizantina, alla quale per esempio apparteneva Irene Asanina, la moglie di Paolo Bernardo, costituita di grandi proprietari feudali, aveva allora perso la sua predominanza sociale perché la terra sulla quale si basava questa predominanza era stata conquistata dai turchi che toglievano all'impero l'uno dopo l'altro tutte le sue province. Piano piano si vedeva sostituita nei primi posti politici dalle nuove famiglie originarie della piccola aristocrazia, arricchiti dal commercio e da una fruttuosa collaborazione d'affari con i latini, soprattutto genovesi e veneziani. Il trionfo sociale di questi nuovi ceti dirigenti fu consacrato nel 1384, quando il più grande uomo d'affari bizantino del tempo, Georgios Goudelis, fu nominato Messazzon, vale a dire primo ministro, dall'imperatore Giovanni V. Detentore della cittadinanza genovese, Goudelis aveva maritato la figlia con Iane Draperio, un ricco mercante di Pera, la colonia genovese di fronte a Costantinopoli, del quale doveva uscire Francesco Draperio, considerato come il più grande mercante d'Oriente del suo tempo, e Giorgio Goudelis aveva fatto sposare al secondo figlio Philippos una coresina, cioè appartenente a una famiglia d'affari chiota, emigrata a Costantinopoli dopo la conquista di Chio da parte dei genovesi. Marco Asanes Bernardo sposa una cugina di questa coresina e il loro figlio Demetrio prende per moglie una Goudelina, figlia del Philippos del quale ho già parlato. Ma c'è di più, Marco ha dato a Costantinopoli verso 1400 la sorella, della quale non sappiamo il nome, a un mercante veneziano di origine sociale abbastanza umile, stabilito da poco nella capitale, Tommaso Buzzardo, o Boiardi, quando si vede i documenti, gli archivi genovesi. Il padre di questo Tommaso Buzzardo, originario di Cremona, si era trasferito negli anni 1340 a Venezia, dove aveva incontrato il successo economico come straziarolo, mentre il figlio Tommaso si era allontanato e stabilito negli anni 1360 a Tana, la colonia veneziana del Mar Nero, dove era diventato un importante mercante prima della distruzione di Tana a causa di Tamerlano nel 1395, come l'abbiamo evocato ieri. A seguito di ciò, Tommaso scelse di trasferirsi definitivamente a Costantinopoli. Con la moglie Bernardo ebbe 3 figli, Paolo, chiamato così in omaggio al nonno materno Paolo Bernardo, Troilo e Antonio, tutti e 3 cresciuti nella capitale bizantina, che dovevano difendere con coraggio al momento dell'assedio di 1453 e che sapranno anche prendersi cura del nipote Alessandro e delle sue sorelle alla vigilia e dopo la catastrofe. Su questa tavola genealogica, ecco qua, ho rintracciati i legami di parentela all'interno di quello che si può definire un vero e proprio clan familiare. Quindi a sinistra avete il matrimonio Buzzardo-Bernardo, poi il matrimonio Bernardo-Goudelis e alla fine il matrimonio Goudelis-Draperio. Se su Marco si sa poco, si sa anche meno sul figlio Demetrio. Nel 1411, Marco essendo già morto, Demetrio fece il viaggio a Venezia per farsi registrare anche lui nel liber ballottaio della Quaranzia. Egli rinnova il viaggio una volta nel 1414
per la questione delle sue proprietarie immobiliari del campo San Polo, con il suo zio Patrus Francescus Bernardo, ancora vivo all'epoca. Lui faceva quitus della gestione passata delle sue case e dei suoi affitti, riconoscendo che lo zio, ecco il documento e la trascrizione, che lo zio aveva a sue spese ristrutturato nel frattempo le sue case e lasciandogli gli affitti futuri fino a quando lo zio sarebbe stato rimborsato del prestito di 32 libbre che concedeva al nipote per amorem et caritatem ratione parentele quam semper viget inter nos. Se il legame del ramo costantinopolitano si manteneva con i parenti di Venezia, è chiaro che i Bernardo di Costantinopoli si bizantinizzavano in un fenomeno interessante di acculturazione. Abbiamo visto che avevano sposato donne bizantine. Marco aveva dato al figlio il nome di Paolo, secondo la tradizione che voleva che si dasse al primogenito il nome del proprio padre, ma il figlio ha scelto piuttosto il nome greco Demetrio e sono soltanto 2 i documenti dove si fa menzione di Demetrius alias Paulus de Bernardo. Un altro documento è ancora più esplicito su questa questione di identità. Si tratta dell'unico documento che abbiamo su un membro della famiglia da parte delle fonti bizantini. Un evangelio greco, ora conservato presso la biblioteca Benaki di Atene, ha conservato il nome del suo possessore in un foglio scritto in greco Demetrios Bernardos. Ho già evocato la verosimile poca attitudine alla mercanzia dimostrata dal ramo bizantino Bernardo. Non hanno saputo o non hanno voluto approfittare dei cugini Bernardo di Venezia per costituire per esempio una società d'affari per commerciare tra Venezia e Bisanzo. Ma la cosa più sorprendente ancora è notare che i Bernardo di Venezia, che abbiamo visto tanti attivi a Costantinopoli al momento del matrimonio del loro fratello Paolo, non hanno messo a profitto l'entrata di uno dei loro membri nella alta società della capitale per intensificare a Costantinopoli loro interessi economici o farsi attribuire di nuovo la carica del bailo, per esempio. Vediamo la discendenza di Francesco Bernardo abbandonare completamente le strade commerciali verso la Romania e l'impero bizantino per girarsi in modo decisivo verso Alessandria d'Egitto. Avete la tavola di questa discendenza. Ogni generazione dei Bernardo veneziani ha fatto le sue prime armi nella mercanzia a Alessandria, a cominciare da Niccolò Bernardo, futuro capo di una delle 3 più importanti banche della Venezia del 400. Egli è rimasto famoso per le sue lettere commerciali mandate da Alessandria negli anni 20, ben note dai specialistici del commercio veneziano con l'Egitto, da Astor Melis a Georg Christ e Francesco Appellanis, per citare i più importanti. Anche alla generazione seguente, il giovane Dandolo Bernardo, figlio di Andrea, visse 2 anni a Alessandria tra 1443 e 1444. Ma negli anni 50 lo vediamo subitamente scegliere l'isola di Negroponte per gestire le proprietà del patriarcato latino di Costantinopoli e questo cambiamento notevole negli interessi economici dimostrati finora dal clan Bernardo di Venezia, questo ritorno verso la Romania, si deve sicuramente molto ai legami che Dandolo aveva costruito con il cugino Alessandro Bernardo di Costantinopoli. Posso ancora? Grazie. Questi legami si strinsero con l'occasione del soggiorno di 2 anni che Alessandro fece a Venezia dalla metà del 1447 all'inizio del 1448. Avendo già perso il padre Demetrio da anni, Alessandro decise di fare l'ormai rituale viaggio verso la madrepatria per farsi riconoscere i suoi diritti patrizi. Alessandro è un personaggio affascinante. Sono pochi i contemporanei che possono vantarsi di aver testato 2 volte a quasi 50 anni di distanza, nel 1447 e poi
1494. Siamo fortunati soprattutto del fatto che, avendo avuto una vita lunghissima, durante la sua gioventù Alessandro fosse di salute cagionevole. A Venezia, allora che non aveva ancora neanche 20 anni, fu gravemente ammalato, una circostanza che lo condusse a fare 2 testamenti, documenti senza i quali non conosceremo niente sulla composizione della sua famiglia costantinopolitana. Devo finire, penso, perché ho fatto troppo lungo. Per fare un riassunto, Alessandro, quindi, dopo che è arrivata lui si è fatto riconoscere cittadino veneziano, ha fatto dei legami molto stretti con la famiglia Bernardo di Venezia. Poi è arrivata la caduta di Costantinopoli, quindi tutta la famiglia è stata prigioniera dei turchi. I Bernardo hanno aiutato a pagare il loro riscatto e poi Alessandro, ritornando a Venezia, per forza, ha usato la possibilità dei uffici veneziani che lui concedeva il suo statuto patrizio, una cosa che gli antenati bizantini non avevano fatto da allora, ma per lui non aveva un'altra scelta, e ha avuto uffici abbastanza umili all'inizio. Per esempio è stato podestà di Romano di Zelino, quindi vicino a Bassano e Grappa, è stato rettore dell'isola di Schiro per 2 anni e alla fine della sua carriera, allora che aveva già 60 anni, è riuscito a diventare consigliere di Creta, quindi si è trasferito in Creta, dove le sorelle sono diventate anche badesse di qualche monasteri di Candia, e si è sposato con una vedova molto ricca, e abbiamo il suo testamento, quindi il testamento che fa nel 1494, e la cosa che è molto interessante, questa è la conclusione, è che in questo testamento Alessandro legava tutti i suoi diritti e affitti delle sue case di San Polo a Venezia ai figli del defunto Andrea Bernardo, i miei parenti, vale a dire agli unici cugini con i quali aveva della sua gioventù una relazione di affetto. Con questa ultima disposizione si chiudeva il cerchio e soprattutto si rispettavano le regole di successione imposte alla sua discendenza dell'antenato Marco Bernardo nel 1301. Quindi si faceva ritorno al ramo di Bernardo dei beni veneziani di questo ramo. Grazie. Well, now we will have a brief coffee break, let's say 10 to 12 minutes, and then we'll continue. Thank you very much.